Buonasera. Ho sempre avuto la passione per il cavallo e da quando avevo 5 anni che mi sono avvicinata a questo mondo, i miei genitori mi avevano promesso il cavallo all'età di 10 anni e a 10 anni è arrivato il mio primo pony. A 9-10 anni ho cominciato a fare le mie prime gare con il pony, inizialmente di salto ostacoli, poi mi sono appassionata a quella che è la mia disciplina attuale, che è il completo, che prevede 3 discipline, 3 parziali prove, diciamo. La prima è quella del dressage, la seconda nelle gare internazionali è quella del cross country e la terza invece è quella del salto ostacoli. E alla fine delle 3 gare viene stilata la classifica appunto della gara. Lei è una cavalla italiana del 2008, 12 anni, è una cavalla che ha fatto i mondiali dei 6 e dei 7 anni con il precedente cavaliere e è una cavalla molto nevrile che però mi sta dando tante soddisfazioni e diciamo stiamo proseguendo in questo percorso assieme. Darek, i cavalli sono la sua vita? Sì. Sono nato in Polonia dove c'era una scuderia del Stato e c'erano 650 cavalli e ho lavorato, sono stato sempre là a mezzo ai cavalli. In Italia sono 25 anni che lavoro con i cavalli. No, prima ho lavorato a Mogliano Veneto, via Marignana, poi ho lavorato per un cavaliere grosso Modena, Fiorano Modenese e adesso sono venuto qua, ormai sono il 3° anno qua. Dei cavalli conosce vita, morte Sì. e miracoli. Sì. Riesce a capire? Sì, penso meglio che un umano. Il nostro maneggio praticamente è una struttura che accoglie tutte le discipline olimpiche, dal dressage, salto ostacoli, il cross country. Cominciamo con la scuola, con i bambini piccoli praticamente, che hanno voglia di cominciare ad andare a cavallo e poi speriamo sempre di avere degli allievi che vanno avanti con questo piacere per cercare di creare degli atleti che poi vadano avanti con le discipline olimpiche. Abbiamo più tipologie di campo, abbiamo dei campi in sabbia, ne abbiamo 2 e poi abbiamo un campo in erba che è molto utile per il cambio terreno e quindi comunque ai cavalli fa bene camminare e lavorare in erba perché è il loro ambiente naturale, quindi proprio si sentono a loro agio in questo. Poi abbiamo questo campo da cross che serve proprio per fare in modo che i cavalli abbiano la possibilità di fare una galoppata in serenità, quindi con un movimento maggiore, diciamo in libertà, perché questo è un posto che ai cavalli piace tantissimo e per noi è una palestra proprio per chi ama il completo, perché serve a tutte le strutture che servono per gli esercizi di base e non solo, perché ci sono anche dei salti un po' più complicati che possono servire per chi ha anche un'esperienza maggiore.